Tragedia di Adria, dopo la morte di Giulia Lazzari in ospedale, l'accusa per il 28enne marito che l'ha strangolata diventa omicidio volontario, una tragedia che l'uomo aveva quasi preannunciato su Facebook. Non ce l'ha fatta lo studente di 18 anni di Rosà, giovane promessa dell'atletica, vittima di un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio, si è spento ieri sera all'ospedale San Bassiano. Interruzione per almeno 2 ore della linea ferroviaria Bassano-Venezia stamattina per un incidente di autovettura al passaggio a livello di Cassola. La vicenda di Los Roques è scomparso da mesi l'uomo che aveva rintracciato il relitto sul quale viaggiava la famiglia Durante, l'appello dei familiari al Presidente del Senato Casellati. Il porto commerciale di Venezia rischia di scomparire per la mancata manutenzione della laguna che impedisce l'ingresso alle navi più grandi, in 15.000 pronti ad incrociare le braccia per 3 giorni. Una serata dedicata alla grande scienza ieri a Treviso con i ragazzi di un liceo a confronto con i ricercatori del CERN, a portare la sua esperienza di studente di biologia anche Sammy Basso. Un libro che ripercorre la straordinaria storia dell'ultimo mulo alpino iroso, morto a 40 anni, e quello scritto da una componente del coro Ana di Oderzo. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, in primo piano la cronaca con il femminicidio di Adria dopo la morte di Giulia Lazzari in ospedale, l'accusa per il marito di 28 anni che l'ha strangolata diventa omicidio volontario, una tragedia che l'uomo in qualche modo aveva preannunciato su Facebook. Li chiamano segnali e c'erano tutti, ma spesso purtroppo sono segnali sottovalutati e il film dell'orrore di Adria è il remake di una scena già vista. Giulia Lazzari è morta dopo 9 giorni di agonia in ospedale e quelle mani strette al collo dal marito Roberto Lococo, tanto strette da soffiarle via la vita, erano pronte evidentemente da giorni. Roberto, 28 anni, era fuori controllo da quando la giovane moglie 23enne aveva deciso di lasciarlo perché stufa della sua ossessionante gelosia. E il 6 ottobre scorso, 48 ore prima dell'aggressione fatale, l'uomo si era sfogato su Facebook. Non è giusto però così, io sono quello che sono, lo sapevi ma tu hai sbagliato e mi hai fatto malissimo. Ce l'hai anche tu la colpa che in questi mesi mi hai trattato come spazzatura. E poi, ok, l'hai voluto tu questo, io no, ma hai voluto separarmi da te. Negli ultimi mesi Lococo, accusato ora di omicidio volontario aggravato, si era sfogato spesso su Facebook contro la giovane moglie e prima ancora sembrava essere addirittura orgoglioso di quella gelosia che sarebbe stata la causa della rottura con Giulia. Agghiacciante la conversazione del 29 luglio, quasi una profezia di quanto sarebbe accaduto poi. Non truccarti, fatti brutta, non aggiustarti i capelli, non salutare nessun maschio, scrive il 28enne alla ragazza che lo informava di uscire ad andare a fare la spesa. Lei replica, ma perché fai così? E lui le risponde, perché se ti fai bella ti guardano tutti, invece così no, e io risparmio 30 anni di galera fatti per omicidio. Poco più di 2 mesi dopo, quelle frasi sono diventate una terribile realtà, fatta di una giovane morta, di un uomo in galera e di una bimba senza più genitori. Non ce l'ha fatta lo studente 18enne, giovane promessa dell'atletica, vittima di un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio. Si è spento ieri sera all'ospedale San Bassiano. Tanto dolore a Rosà, non ce l'ha fatta Alen Elmazowski, lo studente di 18 anni, vittima del terribile schianto avvenuto mercoledì scorso lungo la Valsugana tra Bassano e Rosà. Il giovane si è spento all'ospedale nella tarda serata di giovedì, dove era stato trasportato in gravissime condizioni. I medici hanno tentato il tutto per tutto. Alen è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, ma per lui non c'è stato nulla da fare, gettando nel dolore non solo la comunità rosatese dove viveva con la famiglia, ma anche la scuola che frequentava con successo, il liceo Brocchi, e i compagni di allenamento. Il 18enne era un atleta impegnato, premiato anche di recente dall'amministrazione come uno degli sportivi più promettenti. Gareggiava per l'Atletica Nevi di Rosà. Quel maledetto mercoledì stava tornando a casa da scuola in sella alla sua Vespa Piaggio quando in via Capitelvecchio è stato centrato da una BMW condotta da una 25enne di Cassola che usciva dal parcheggio del ristorante Old Wild West e che ora sarà indagata per omicidio stradale. Il ragazzo non è riuscito a evitare l'auto che si stava immettendo in Valsugana. Sbalzato dalla sella della Vespa è finito in mezzo alla strada a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto. Un impatto che sin da subito è sembrato molto serio per i sanitari del suo 118 immediatamente allertati. Alen, nonostante le condizioni disperate, ha dimostrato la sua voglia di lottare, ma le ferite riportate non gli hanno dato scampo. Ha combattuto come un leone per più di 24 ore, sino al drammatico epilogo.
Restiamo nel Vicentino con un incidente che ha coinvolto delle auto questa mattina al passaggio a livello di Cassole, che ha causato l'interruzione per almeno 2 ore della linea ferroviaria Bassano-Venezia. È accaduto attorno alle 7 di questa mattina in via Grande a Cassola. 2 autovetture stavano transitando nel senso opposto quando una delle due, per evitare di collidere con un ragazzo in bicicletta, si è spostata al centro della carreggiata. L'automobilista ha sterzato improvvisamente andando a scontrarsi con l'auto che arrivava in quel momento. L'impatto è stato piuttosto pesante ed è avvenuto proprio al centro del passaggio a livello, dove notoriamente la strada si restringe. Nessun ferito per fortuna, soltanto lievi escoriazioni per uno dei 2 automobilisti che è ricorso alla cura dei sanitari in un secondo momento. È stato reso obbligo di deviazione del traffico, la chiusura delle sbarre come emergenza in un sistema automatico delle ferrovie. La linea Bassano-Venezia è stata così interrotta per almeno 2 ore, quando anche l'ultima operazione è stata portata a termine, ovvero la pulizia del manto stradale, visto che vi è stato lo sversamento del liquido dal motore. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti militari del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Bassano unitamente ai colleghi di Romano Dezzerino. Nuovo sconcertante capitolo nella vicenda di Los Roques. L'uomo che aveva rintracciato il relitto sul quale viaggiava la famiglia Durante è scomparso da circa 6 mesi e un nuovo forte appello arriva dai familiari, in particolar modo rivolto al Presidente del Senato Casellati. Venezuela, che è quello che è, ma gli italiani non sono milioni. Un recupero diventato un'odissea, un estenuante rimpallo tra autorità italiane e venezuelane. Le salme della famiglia Durante, di Paolo Brune e delle piccole Emma e Sofia non sono ancora state riconsegnate alla pietà dei loro familiari, tutto fermo da tanto, troppo tempo, ed è qui che il nonno materno, Romolo Guarnieri, fa nomi e cognomi come quello della Presidente del Senato. E anche la Casellati, un'altra che l'ho incontrata l'anno scorso, gli ho mandato, sì, mi mandi tutto, l'anno scorso alle feste, no? Di Natale, non si è più fatta via. L'ennesimo appello arriva nelle ore in cui si discute della scomparsa di Ugo Marino, mentre dell'operazione di ricerca del velivolo sul quale viaggiava la famiglia di Ponzano. Era il 4 gennaio 2008, il ritrovamento 5 anni dopo l'inabissamento. Ora Marino non si trova, di lui da almeno 6 mesi si sono perse letteralmente le tracce. Diciamo che per noi, con molto tempo, ha portato a termine l'impegno per l'individuazione dell'aereo. Poi si era interessato molto anche per il recupero, quel tempo là, se non c'era, attraverso lui non si sarebbe potuto fare niente. Nonostante siano passati quasi 12 anni e tanta amarezza, nonno Romolo confida nel tempo. Il tempo è la cosa più onesta che c'è. È cattivo, però è onesto. Sicuramente più onesto dei nostri governanti. Torniamo a parlare del caso del finto dottore Trevigiano, perché l'ordine dei medici corre ai ripari con un duplice appello a cittadini e ad istituzioni per informarsi al meglio su identità e qualifiche. Nelle settimane che segnano la svolta in ambito sanitario, con il mega concorso indetto dalla Regione, con i continui appelli del governatore Zaia per riempire le vuote corsie venete, il caso del finto dottore Trevigiano ha provocato un mezzo terremoto tra i medici, quelli veri. Anche per questo la condanna dell'ordine nei confronti dei sedicenti camici bianchi è netta. Sono soggetti che abusano del titolo di medico perché in realtà non lo sono dei semplici cittadini. Millantatori, affabulatori, il finto medico a lungo residente a Resana aveva convinto della sua qualifica anche la fidanzata, tanto da curarne pure una parente di Castello di Codego, poi deceduta. Un imprevisto che ha mosso l'indagine nei suoi confronti, una storia assurda, una truffa in piena regola, ma non un caso isolato, da qui l'invito dell'ordine a tutti i potenziali pazienti a informarsi in via preventiva. Per quanto riguarda il singolo libero professionista, una volta che uno ha un appuntamento con un soggetto di questo tipo, lo consulti via internet, diciamo su Anagrafica Nazionale, oppure chieda il numero di iscrizione all'ordine di riferimento. Ma a controllare devono essere anche tutte quelle strutture che assumono medici sulla base delle autocertificazioni. L'autocertificazione è una semplificazione amministrativa, poi le amministrazioni devono chiedere agli ordini medici di competenza se
il signore che si presenta a questo documento è effettivamente iscritto a un ruolo e avere la conferma della qualifica professionale. Innanzitutto le istituzioni devono tutelare il cittadino assumendo persone che siano qualificate. Il porto commerciale di Venezia rischia di scomparire per la mancata manutenzione ordinaria dei canali della laguna che impedisce l'ingresso alle navi più grandi. Un'incredibile vicenda di burocrazia per cui è stato indetto uno sciopero che per la prima volta durerà 3 giorni. Le date sono ancora da stabilire, ma una cosa è certa. 3 giorni di sciopero dei lavoratori del porto commerciale di Venezia e Chioggia non si erano mai visti, ma la situazione è tale da richiedere una presa di posizione forte, perché qui oramai è opinione diffusa che in ballo ci sia la stessa sopravvivenza, e per un motivo che ha dell'incredibile. Nonostante la disponibilità dei fondi, da tempo in laguna non si effettua la manutenzione dei canali. Il fango cresce e il fondale diminuisce. In 2 anni ci sono state 7 ordinanze della Capitaneria di Porto, l'ultima ha ridotto a 10,20 metri il fondale, limitando quindi ulteriormente il numero di navi che possono arrivare. È evidente che questo porto in queste condizioni non riesce a lavorare, le navi non riescono a entrare, non riescono ad arrivare in banchina, non si scarica la merce e i nostri portuali di questo soffrono, tutto il lavoro portuale soffre, anche quello non solo del lavoro dipendente ma anche delle imprese collaterali e dell'indotto del porto. Questa è una situazione gravissima che non possiamo più tollerare. In un labirinto di enti e competenze, il primo a denunciare che la misura era colma era stato proprio il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino. Una decina di giorni dopo, alla Commissione Ambiente della Camera, il deputato Nicola Pellicani aveva ricevuto rassicurazioni sull'inizio dei lavori dal sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut. Le nostre richieste è che le istituzioni, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti, il Provveditorato abbiano il coraggio di assumersi le loro responsabilità e finalmente dare corso al protocollo fanghi, in maniera tale che si faccia la manutenzione. Il porto di Venezia ha già perso una porta container di 8.500 TEU e probabilmente anche altre 7 navi oceaniche. La stima è di oltre 40.000 container in meno entro la fine dell'anno, che si aggiungono ad un quadro di riduzione di arrivi di oltre 100 navi dall'inizio dell'anno, un danno enorme. Noi parliamo dei contratti e delle contrattazioni che dovevamo fare, che a questo punto le compagnie si stanno fermando perché dicono fra gli scavi del canale, i container che non arrivano, le ordinanze che non vengono fatte, e questo crea un problema anche per noi che dobbiamo tutelare i lavoratori e fare dei contratti per queste persone. Mio padre mi ha insegnato che non entrando le navi non si mette il piatto di pasta asciutta sopra la tavola e quindi stiamo rischiando tutti quanti il posto di lavoro perché non si capisce bene il perché di questa cosa. Colpo di scena nel referendum di separazione tra Venezia e Mestre. A poco più di un mese dal referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, i promotori annunciano ricorso. Il quorum indicato dalla Giunta regionale nel decreto di indizione del referendum è una forzatura, perché la legge non lo prevede per i referendum consultivi. Faremo ricorso al TAR perché il diritto e la democrazia prevalgano su questo abuso. L'annuncio arriva dall'avvocato Marco Sitran, tra i maggiori sostenitori referendari. Un referendum consultivo, scrive, non necessita del quorum. Il combinato disposto dall'articolo 27 dello Statuto della Regione Veneto e delle leggi regionali 1 del 73, 95 del 92 consente di affermare senza timore di smentita, si legge, che il raggiungimento del quorum ha come unico effetto quello di obbligare il Consiglio regionale a una delibera in merito entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati. Ciò vuol dire che se il quorum non si dovesse raggiungere e dovessero prevalere i sì alla divisione, anche solo a Venezia o in terraferma, il Consiglio regionale potrebbe comunque tenerne conto senza le tempestive indicate dalla legge e procedere in ogni caso con la propria legge alla creazione dei 2 comuni. La decisione è tutta politica, conclude l'avvocato, e il sospetto è che il quorum sia stato introdotto per inficiare la consultazione popolare, tendendo una mano al sindaco Brugnaro che spinge per l'astensione. E tra i contrari anche il presidente di Confindustria Venezia. Lo definisco con una frase spot. Se ci dovesse essere la separazione, chi da Mestre o nella città metropolitana andrà in giro a vendere i propri prodotti dirà io vengo da Mestre, near Venice. Non mi sembra il massimo della vita. Torniamo alla cronaca, rapine a mano armata in tutto il nord-est, sgominata una banda di trasfertisti.
Negozi, farmacie, abitazioni, non si facevano mancare nulla, almeno 6 colpi messi al segno in appena 2 mesi, almeno 51.000 euro il bottino. I responsabili sono 2 fratelli italiani di 50 e 55 anni insieme a 2 complici tunisini che sono stati arrestati tra Castelvolturno, Padova e Romano de Zelino, dove i 2 italiani erano ospiti da un conoscente. L'operazione che ha sgominato la banda di rapinatori trasfertisti è stata condotta dai carabinieri di Sassuolo che indagavano dopo un colpo messo a segno ad aprile. La banda sarebbe responsabile anche della rapina del negozio Tigotà di Cittadella. Appena individuato l'obiettivo risalivano il paese con un'auto a noleggio e armati di pistole e coltelli assaltavano i negozi. Uno dei 2 tunisini è finito per altri reati in carcere a Padova, mentre i 2 italiani avevano trovato ospitalità a Romano de Zelino, dove sono stati arrestati durante il blitz dei carabinieri. 26 tifosi foggiani sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Verona per gli incidenti avvenuti lo scorso 11 maggio al termine della partita tra l'Hellas Verona e il Foggia. Per i responsabili si profila anche la disposizione del DASPO. Alla partita, a cui avevano assistito 2.175 tifosi foggiani, di cui 500 ultra, sarà stata dedicata particolare attenzione sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, perché oltre alla nota rivalità esistente tra le 2 compagini ultras, l'incontro risultava determinante per entrambe le squadre ai fini della classifica. Al termine della gara, che decretava la retrocessione del Foggia in Serie C, la tifoseria ospite, anziché attendere l'autorizzazione per poter lasciare il settore di curva nord, ha forzato il cordone degli steward e si è riversato in massa nell'area sottostante quando era ancora in corso il deflusso dei tifosi scaligeri. È stato questo il primo atto di trasgressione che ha segnato l'inizio di una escalation di violenza che ha poi portato al ferimento di un funzionario di polizia e al danneggiamento di diversi mezzi delle forze dell'ordine. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, ci colleghiamo adesso con Tiziana Bolognani che ci racconta del blitz di 100% animalisti a Cortina, nel mirino anche il negozio di Chiara Ferragni, ma non solo. La linea a te Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Doppia azione a Cortina dei militanti di 100% animalisti che la scorsa notte hanno attaccato i manifesti sulle vetrate del prossimo negozio di Chiara Ferragni, promotrice di pellicce, alla pasticceria Lovat, finita nei guai nei giorni scorsi per aver utilizzato colla per imprigionare i passeri che sporcavano il suo plateatico. Nel sito dell'associazione animalista in cui viene spiegata l'azione contro la fashion blogger influencer si dice che non varrebbe la pena di occuparsi di Chiara Ferragni se non fosse che potrebbe usare i suoi oltre 17 milioni di follower per far passare messaggi positivi. La boutique della Ferragni, che sarà aperta il prossimo dicembre a Cortina, è stata attaccata per stigmatizzare la passione dell'influencer per le pellicce e gli accessori in pelo animale. I militanti di 100% animalisti non escludono altre azioni, anche diurne, proprio in occasione dell'apertura del negozio. Diversa invece la vicenda che ha coinvolto la nota pasticceria Lovat, accusata di aver usato un metodo orribile per eliminare gli uccellini che svolazzano sopra il suo plateatico. Anche in questo caso la protesta si è concretizzata con la fissione di manifesti sulle vetrine del locale che si trova in centro a Cortina. È tutto, a voi. Grazie e buon lavoro a Tiziana Bolognani. Il sindaco di Padova Giordani ha annunciato ieri l'arrivo di 50 milioni di euro dal governo per la nuova questura che sorgerà in via Anelli. La demolizione iniziata la settimana scorsa ora è certo non lascerà un deserto in via Anelli. Le 8 palazzine del complesso Serenissima, come è noto, lasceranno lo spazio alla nuova questura, una mossa importante per l'urbanistica padovana che riqualificherà totalmente una delle zone più commerciali ma difficili della città e toglierà dal centro storico l'attività degli uffici della Polizia di Stato. La certezza, inutile sottolinearlo, in Italia può esserci solo se a un progetto seguono i fatti. E i fatti, sia chiaro, sono tali solo se ci sono i fondi per realizzarli. La notizia che giovedì ha voluto dare il sindaco Giordani è che il governo mette a disposizione 50 milioni per la nuova questura, riportando fonti del Ministero dell'Economia e dell'Interno.
Per il sindaco si tratta di un passo importante perché si inserisce nell'ampia partita di giro che vede il comune prendere possesso dell'area pregiatissima e centrale della caserma Brandina, ceduta dallo Stato, e al centro anche di appetiti progettuali non da poco tra chi vorrebbe asfaltare tutto e farci un parcheggione e chi invece desidera un progetto molto più moderno con verde pubblico e servizi per i cittadini. All'indomani della sentenza del TAR che ha respinto il ricorso di Italia Nostra, l'assessore regionale alla cultura interviene sulla questione dell'uomo vitruviano che da Venezia andrà in esposizione al Louvre di Parigi. L'assessore dice è una scelta tutta politica del ministro. Le sentenze degli organi della giustizia amministrativa non possono essere non condivise, ma c'è poco da commentare. A me spiace molto che non sia stato tenuto in debito conto il fattore di fragilità di quest'opera e i danni che potrebbero conseguirne a seguito di questo prestito, che rischia di limitarne per molti anni la possibilità di esposizione in Veneto. Certo che come Veneto, il patrimonio culturale veneto così importante, che vede nell'opera di Leonardo, in occasione anche delle celebrazioni leonardesche, una punto di eccellenza, sono piuttosto perplesso su questa scelta. Avevo già espresso la mia perplessità al precedente ministro Bonisoli, quando anche noi come eravamo compagini governative, lo faccio altrettanto oggi. Secondo Corazzari, dunque, lo spostamento dell'uomo vitruviano al Louvre di Parigi è in primis una scelta politica che non guarda la delicatezza dell'opera e nemmeno i rischi che si corrono. È una scelta tutta politica da parte del ministro, che ha ritenuto che nell'ambito di una collaborazione tra musei e istituzioni culturali l'uomo vitruviano potesse trovare la propria esposizione al Louvre. Nel merito è sempre corretta la collaborazione, però ricordo che c'erano stati dei fattori di allarme sull'opera, la fragilità dell'opera e le conseguenze dannose a carico dell'opera che potevano essere determinate dallo spostamento, che avrebbero fatto presupporre una maggiore cautela. Per questo io come Veneto sono molto preoccupato. Il Veneto rischia di vedere privata la possibilità alle gallerie dell'Accademia di utilizzo e di esposizione dell'opera per molto tempo. Sammy Basso a Treviso ha portato la sua esperienza ai giovani che ieri sera hanno incontrato anche i ricercatori del CERN. Sono stata al CERN poche settimane fa. 5 giorni, sono stati 5 giorni intensissimi. Ho visto come lo sforzo dell'umanità può portare a scoperte incredibili, cioè lì si vede esattamente l'umanità che evolve, è una sensazione incredibile. Tutte emozioni che Sammy Basso, oggi studente di biologia all'Università di Padova, ha raccontato agli studenti trevigiani del Luca degli Abruzzi, un incontro di altissimo livello tra buchi neri e antimateria con diversi ricercatori del CERN di Ginevra, tra questi Claudio Bortolin, ingegnere 45enne di Chiarano al CERN dal 2008. Mi occupo di far funzionare le apparecchiature che poi servono per rilevare le particelle e comprendere che cosa succede quando ci sono le collisioni fra protoni, ed è un mondo meraviglioso. Un'esperienza che ha lasciato i ragazzi a bocca aperta e che ha confermato come i giovani trevigiani vogliano andare lontano, anche da qui il sostegno del comune. Per avvicinare il mondo dei giovani ed aiutarli a trovare la felicità poi nel lavoro del futuro bisogna per forza parlare il loro linguaggio. E Sammy ha parlato la loro lingua partendo anche dalla sua esperienza personale. Quando siamo partiti con la famiglia a fare ricerca sulla progeria, a tentare di far sì che questa ci sia, ci hanno detto guardate è troppo rara, è impossibile. E invece attualmente la ricerca sulla progeria sta facendo passi da gigante. Come diceva Einstein, qualcosa è definito impossibile finché qualcuno arriva, non sa che è impossibile e la fa. E adesso il libro dedicato all'ultimo mulo alpino iroso. Il coro Anna di Oderzo pubblica questo libro sul mulo iroso
perché è una storia unica e irripetibile. Dopo la canzone dedicata a Iroso, l'ultimo mulo alpino morto alla straordinaria età di 40 anni, il coro Ana di Oderzo firma, grazie alle ricerche e alla penna di uno dei suoi componenti, Vinicio Cesana, un libro che ripercorre la storia di questo animale simbolo e dell'ultima sezione Salmeria d'Italia. Il libro si basa in gran parte sulle testimonianze dei protagonisti. Innanzitutto Tony De Luca, un personaggio eccezionale, anche per la sua bontà d'animo, che è il protagonista di questi muli, che ha, oltre poi l'uso vero e proprio che ne ha fatto per la sua attività boschiva, ma per anni e anni in pratica li ha messi a disposizione di tutte le sezioni alpine d'Italia e di tutte le adunate. E poi il sottotenente Federico Nocentini, comandante dell'ultima Salmeria, e il veterinario di Iroso, il vicentino Paolo Bogoni, una storia che sembra non concludersi, visto che la nuova compagna, la mula Winnie, ha dato alla luce, poco dopo la morte di Iroso, un asinello che non è figlio del mulo alpino, ma porta proprio il suo nome. Sabato in Duomo a Oderzo la presentazione del libro. I presenti riceveranno in dono un'incisione di Iroso su legno, dischi di faggio ricavati con alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. Siamo molto sensibili chiaramente alle storie di montagna, alla gente di montagna. E allora la storia di Iroso, che anche lui ha vissuto in montagna, ha lavorato in montagna e in questa occasione proprio vogliamo omaggiare e ricordare anche questo avvenimento. Vi lascio ad ore 13, si parlerà della guerra in Siria e dell'attacco turco. Questa sera invece torna puntuale 20:10 in studio Stefano Pelloni del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega. Grazie per averci seguito, previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Alta pressione ancora presente sull'Italia ma in indebolimento, ne conseguiranno annuvolamenti e anche qualche pioggia. Vediamo dove nel dettaglio di venerdì 18 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto al mattino, tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle vallate alpine. Dal pomeriggio più sole sulle aree costiere ma cielo spesso nuvoloso altrove. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo anche qui sarà spesso coperto con occasionali fenomeni sui settori montuosi, in estensione anche alle pianure entro sera. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 19 e i 20 gradi. E sarà più soleggiato sul Trentino Alto Adige, dove il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 19 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.